Spaccata nel cuore di Treviso, nella notte banditi in azione con un'auto usata come ariete, vetrata sfondata, razzia di capi di abbigliamento costosi nell'area dello shopping natalizio. Intanto in via Collalto scatta l'ordinanza anti-alcol e anti-bicchieri di vetro, una situazione pesante confermata da chi ci lavora, che ha scelto di chiudere anticipatamente per non passare dei guai. Letti e giacigli per senza tetto allestiti nel transetto della chiesa di Santa Maria del Sile. Da lunedì verranno aperti nuovi posti letto nel vicino dormitorio comunale di via Pasubio. Ancora furti, cena aziendale di Natale a Roncade, i ladri razziano le auto in sosta dei clienti e a Mogliano l'ennesimo furto alle casette dell'acqua spinge l'amministrazione a chiuderle definitivamente. Tragedia sul lavoro a Valdobbiadene, 74enne colpito da un ramo sporgente mentre si trova su un trattorino raserva. L'uomo cade e muore. Dopo la mobilitazione dei compagni, la 17enne di Castelfranco malata di tumore potrà seguire da martedì le lezioni in DAD. La scuola è il mio pezzo di cielo dentro una stanza buia, dice la ragazza. Cerbiati sbranati sul Montello, si fa strada l'ipotesi del lupo. Faremo tutti gli approfondimenti del caso, dice la sindaca Tormena, ma potrebbe trattarsi anche di cani randagi. Inaugurata ieri sera a Carovegano la mostra dell'artista svizzero Simon Berger. In esposizione le bellezze classiche del Canova e del Botticelli che emergono dalla distruzione del vetro. Buonasera, ben ritrovati in diretta a TG Treviso. Partiamo con la spaccata nel cuore del centro storico della città. Ladri alla boutique Loschi, storica boutique, 28 anni di attività, sgomento ovviamente tra i dipendenti ma anche tra i clienti. Questa mattina alle 5:30 è scattato l'allarme che è collegato direttamente con il mio titolare e ovviamente è sceso subito e ci siamo resi conto di quello che è successo. Sono entrati probabilmente con un mezzo pesante. L'auto come un ariete entra in retromarcia e sfonda la vetrina del negozio Loschi. Attacco al cuore del centro storico di Treviso. Sono le 5 del mattino, via Martiri della Libertà è deserta. A percorrerla solo un'auto di piccola cilindrata che davanti al negozio innesta la retro e dà gas fino a spaccare una vetrata antisfondamento e il muro in cartongesso. È un attimo, scatta l'allarme, partono i fumogeni, ma i ladri hanno il tempo di prendere diversi accessori esposti all'ingresso e razziare 2 vetrine per poi darsi alla fuga. Sono qui anch'io da 28 anni ed è la prima volta che succede. Abbiamo avuto piccoli furti all'interno del negozio, come penso succeda. Sotto shock le dipendenti, un colpo pianificato a tavolino messo a segno in pochi secondi. I ladri hanno portato via i pezzi più costosi. Credo che il danno sia piuttosto importante. Ancora non è quantificabile. Dipendenti al lavoro già questa mattina per sistemare il negozio che ha aperto regolarmente al pomeriggio, mentre del furto si stanno già occupando i carabinieri della compagnia di Treviso. L'auto è risultata rubata poco prima del colpo. Sgomento tra i passanti, il colpo al negozio Loschi per la modalità efferata sembra aver toccato il cuore di tanti. Diversi i clienti entrati comunque in negozio, anche se chiuso, per portare la loro solidarietà. Sento che ho paura, a parte l'agitazione del momento che comunque ci fa stare male, c'è questo timore ora che possa succedere. Qui a Treviso ancora sembrava un posto tranquillo, in realtà sta succedendo anche qui. E sulla spaccata al negozio interviene anche Ascom che ipotizza si sia trattato di un furto su commissione. Le griffe firmate spopolano sul web a prezzi stracciati e a Natale possono fare gola. Si compra tanto di marca su internet? Sì, certo. Ci sono molti siti che le cose sono fatte bene, paghi di meno. Merce destinata al mercato nero del web. È il sospetto, nemmeno così velato, che aleggia attorno al colpo messo a segno da Loschi, che benché in parte fallito per l'allarme scattato, ha sottratto al negozio di firme del centro decine di accessori, borse e scarpe per un valore di decine di migliaia di euro. Posso fare una domanda a lei? Lei dove acquista? Lei Amazon sa cos'è? Basta. Le si è data una risposta, no? Boh. E questo di sicuro non è una cosa che fa bene al mercato, a tutto. No, la sicurezza secondo me è davvero si è molto abbassata. C'è la sensazione di non essere più tranquilli la sera, quando viene buio. Tra i commenti a margine dei passanti questo è uno dei più quotati, insieme ad un senso di insicurezza nuovo per chi abita la città ormai da decenni. Ma tanto ormai non guardano più centro, cosa entra
entrano di qua, fanno quello che vogliono, perché dovrebbero stare dentro in galera, quello è il discorso. È solo che c'è poca polizia che gira la sera. La sera Treviso una volta era città bella, adesso... Sgomento anche nell'Associazione dei Commercianti Ascom, impegnata da tempo con il progetto Giovani in centro in accordo con la Prefettura proprio sul quadrante di Piazza Borsa. Ci proponiamo più che altro di risolvere questo tipo con collaborazioni e quant'altro. Questi sono episodi singolari e che onestamente in questo preciso caso sembra assolutamente esterno da tutto quello che poteva essere vissuto, conosciuto fino ad oggi. Per Pupin, fiduciario Ascom e storico commerciante, potrebbe trattarsi di un furto su commissione. Cose del genere normalmente si vedevano sulle gioiellerie più che altro che su negozi di abbigliamento o calzature come questo, ed è veramente una sorpresa onestamente. Mi dà tanto l'idea che possa essere un furto su commissione, perché per fare una cosa del genere il rischio è altissimo, anche essere in qualche maniera bloccati. Restiamo in città, a poche centinaia di metri siamo in via Collalto, via colpita da 2 ordinanze dopo la pioggia di segnalazioni, di interventi della polizia, una situazione pesante confermata anche da chi ci lavora e ha scelto di chiudere anticipatamente per evitare dei guai. Tu a che ora chiudi? 9:30 circa, 10 massimo il sabato. Perché sarebbe complesso tenere aperto di più? Perché dopo succedono troppi casini. Zaccaria Sengun gestisce il kebab di via Collalto. Quella di chiudere alle 9:30 della sera è stata una scelta, nonostante potrebbe con i suoi kebab sfamare centinaia di ragazzini nel weekend, ma dice è diventato pericoloso. È successo più volte che è venuto un ubriaco qui a spaccare le robe. Ti hanno rotto la vetrina? Quasi, hanno preso i cartoni, me li hanno lanciati. È stato testimone dell'ultima rissa di sabato scorso, quando un ragazzo ha spaccato il naso poco più in là del suo negozio ad un coetaneo. Scena ammette che si ripete ogni sabato. I protagonisti sono quasi sempre minorenni. Lo prendono anche dalla PAM, prendono bottiglie di alcol di solito ogni sabato fanno una rissa e succedono casini. Sì. Quindi arrivano con le cose già prese al supermercato? Certe volte sì, prendono soprattutto giovani, secondo me minorenni. Da oggi è in vigore in via Collalto l'ordinanza già annunciata dal sindaco Mario Conte che vieta di detenere contenitori di vetro e bevanti alcoliche fino al 12 di gennaio. Una seconda ordinanza invece impone a questo locale al civico 18 di chiudere dalle 6 della sera fino alle 6 del mattino. Noi abbiamo calcolato che nel giro di un anno sono arrivate oltre 40 segnalazioni al comando per disturbo alla quiete pubblica, soprattutto in ore notturne e serali. Quindi è stato un provvedimento che non poteva essere rinviato e speriamo che possa portare quei benefici che i residenti chiedono. Occhi puntati ora sulle festività natalizie. I controlli si concentreranno nel weekend soprattutto nel quadrante Piazza Borsa, via Fiumicelli ed ora anche via Collalto. Le antenne da parte del comando e anche delle altre forze di polizia sicuramente sono molto alte. Con la prefettura collaboriamo e ci sentiamo praticamente in modo sistematico, quindi l'invito è di divertirsi ma con testa, quindi senza esagerare, senza ubriacarsi, perché poi alcuni di questi si mettono anche alla guida, quindi i controlli non mancheranno sia nelle ore serali ma anche durante il giorno. Restiamo in città, dove nel transetto della chiesa di Santa Maria del Sile sono stati allestiti dei letti e dei giacigli per le persone senza tetto. Vediamo. La chiesa pronta per le festività con gli addobbi ed il presepe, ma a lato dell'altare, dietro le prime sedie nel transetto, ci sono 6 giacigli, 6 materassi appoggiati a terra con coperte e cuscini per offrire un letto a persone senza fissa dimora. Alcuni sono italiani, la maggior parte migranti fuori dal circuito dell'accoglienza e che non riescono a trovare un alloggio. Siamo nella chiesa di Santa Maria del Sile. Il parroco, Don Giovanni Kirchner, assieme ad un gruppo di volontari, dopo la morte del migrante indiano che dormiva all'addiaccio nel parcheggio delle Appiani, ha deciso di aprire le porte della chiesa e l'ha fatto davvero in senso letterale. Ecco dunque a 2 passi dall'altare il dormitorio consacrato, un po' improvvisato certo, ma almeno, dicono dalla parrocchia, assicura un tetto sopra la testa e un po' di tepore nelle fredde notti di dicembre. I servizi igienici sono quelli dell'impianto sportivo a fianco della chiesa. Qualcuno nel quartiere ha storto il naso, altri plaudono all'iniziativa, almeno fino a quando, dicono, non verranno ricavati altri posti letto nel vicino dormitorio comunale di via Pasubio, tutto esaurito. Ma già da lunedì le cose potrebbero cambiare.
attiviamo da lunedì l'accoglienza straordinaria presso l'asilo notturno, quindi siamo sempre lì a Santa Maria del Sile con 14 posti letto in più all'interno dell'asilo notturno. Per fare tutto ciò abbiamo dovuto lavorare in deroga all'attuale capienza e quindi con un serrato confronto con i vigili del fuoco, che devo ringraziare, siamo riusciti a trovare la quadra per poter mettere in sicurezza in questo servizio di accoglienza sia i beneficiari che gli operatori che poi seguiranno, quindi oltre una trentina di ospiti. In questo modo verrà assicurato un posto a tutti coloro che al momento a Treviso si trovano in strada. Se basterà per il futuro è impossibile dirlo. Però è chiaro che se ci sono flussi di migranti che arrivano in maniera irregolare e poi si fermano, i flussi nessuno ha i numeri e nessuno ce li può garantire. Io sono in contatto con Sant'Egidio, so che anche loro si stanno muovendo e da gennaio probabilmente attiveranno dei posti in più in caso di necessità. Siamo ancora con la cronaca, ladri scatenati fanno razzia nelle auto parcheggiate al ristorante mentre i clienti sono dentro e stanno facendo la festa di Natale dell'azienda. Cena di Natale con un'amara sorpresa alla fine, accaduto al ristorante Perché di Roncade, lungo la via del mare. Mentre era in corso una cena aziendale, ignoti hanno spaccato i vetri di diverse automobili che si trovavano nel parcheggio, portando via affetti personali e molti personal computer. Importante il dispiegamento di forze messo in campo in questo periodo in tutto il territorio comunale. Gli episodi di microcriminalità non sono aumentati. Secondo i dati in mano al sindaco Pieranna Zottarelli è stato potenziato anche il controllo di vicinato, ma alla prevenzione non basta. Abbiamo aumentato le forze dell'ordine che circolano sul nostro territorio, perché effettivamente ringrazio i carabinieri, sono costantemente fuori, ringrazio la polizia locale, anche noi abbiamo aumentato il numero di pattuglie che escono intorno a tutto il comune, anche nelle vie più piccole, ma è chiaro che se sei in un luogo non puoi essere in un altro. Abbiamo incrementato il numero di telecamere per la videosorveglianza, ma ancora non basta. Ripeto, il problema è alla fonte, bisogna che il furto non venga tollerato e quindi la miglior deterrenza è quella che chi viene individuato e condannato poi sconti quella pena e non abbia più a ripetere il fatto. Si deve vivere di lavoro, non andando a rubare alle persone, alle famiglie. E ancora di furti continuiamo a parlare, siamo a Mogliano Veneto, furti alle casette dell'acqua e così i gestori decidono di chiuderle. Casette dell'acqua chiuse definitivamente causa continui furti. Il cartello affisso sulla casetta per l'approvvigionamento di acqua in piazza Berto a Mogliano lascia poco spazio alle interpretazioni e purtroppo non è l'unico, perché la ditta che gestisce il servizio, dopo una lunga serie di furti e spaccate, ha deciso di chiuderle tutte, con buona pace per i residenti che dovranno acquistare l'acqua liscia o frizzante al supermercato a ben altro prezzo, ed il malcontento è parecchio per il venire meno di questo servizio che era molto apprezzato dai cittadini. Sì, spesso, tutto l'anno, sempre qua, i bambini, siamo usciti sempre, era comoda qua. Anche perché era un servizio molto comodo e sanno chi è comunque, perché dentro c'è la telecamera, no? E non gli fanno niente. Viva l'Italia! C'è chi racconta di aver contato ben 25 furti di monete dalle casette, chi di aver pure visto uno dei ladri scassinare la cassa con un piede di porco e di averlo inseguito. Ci sono state le denunce e le indagini che hanno pure portato all'identificazione dei malviventi anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza comunale. Evidentemente non è bastato a fermare le razzie. Sono anni che appunto fanno furti, sanno chi sono, ma come sempre non possono far nulla, no? E quindi ci troviamo sempre così, impotenti davanti a gente che alla fine non conta nulla, però sono sempre liberi di fare quello che vogliono, come al solito. Dopo alla fine per cosa? Per pochi spicci, no? Assessore Donadella, assessore alla sicurezza di Mogliano Veneto, al lavoro per fare riaprire queste casette, però senza l'utilizzo del denaro, ma solo con la tessera. C'è molta amarezza, dispiace, perché questo è un servizio molto utile alla cittadinanza, è un servizio che questa amministrazione vuole portare avanti. Dovremmo trovare delle altre modalità.
Casette dell'acqua chiuse definitivamente per i troppi furti. L'amministrazione comunale di Mogliano sta pensando a nuove modalità per poter far ripartire il servizio. L'ipotesi è quella di abilitare solo la tessera, eliminando il denaro contante che, seppur si tratti di cifre basse, purtroppo attira i malintenzionati. Volevamo mantenere entrambi i servizi, sia con la tessera che con le monetine, per dare la possibilità non solo alle famiglie moglianesi, ma anche a chi viene da fuori, ai turisti che vengono da fuori, ai cicloturisti che hanno la possibilità di fermarsi, riempire la bottiglia, la borraccia e poi andarsene. Purtroppo saremo costretti a decidere solamente per la scelta della tessera ricaricabile. Ancora una notizia di cronaca, siamo a Valdobbiadene, un 74enne ha perso la vita oggi mentre stava tagliando l'erba del giardino di una prestigiosa villa ai piedi delle colline. Vediamo. Stava tagliando l'erba a bordo di un trattorino a Villa Barberina, la prestigiosa villa veneta diventata nel tempo anche un relè e di proprietà della famiglia Franco quando è stato colpito al collo da un ramo sporgente. Un colpo che gli è costato la vita. Adriano Panazzolo, 74 anni, di Bigolino, Valdobbiadene, come spesso faceva, aiutava a tenere in ordine il giardino della villa di via Roma 2. Un mestiere che svolgeva da tempo, ma questo non è bastato ad evitare la tragica fatalità. A dare l'allarme subito dopo le 13 la figlia del proprietario della villa. Sul posto vigili del fuoco e sanitari del SUEM arrivati anche con automediche e elisoccorso. Un dispiegamento di forze imponente, tanto da allertare anche i cittadini che vivono nelle zone limitrofe. Ho visto pompieri, automediche, poi è arrivato l'elicottero che è stato un bel quarto d'ora lì sopra che ha sorvolato la zona dell'incidente. Ho visto che hanno calato un medico, un paramedico. Soccorsi arrivati prontamente sul posto, date le condizioni apparse subito disperate del 74enne. Nonostante i tentativi di rianimazione per l'uomo, non c'è stato nulla da fare. Sul posto per tutto il pomeriggio un via vai di forze dell'ordine e tecnici dello Spisal per accertare le esatte dinamiche della vicenda. Speranze finite per Claudio Chiumento, il 70enne di Crocetta del Montello, che era scomparso da casa il 13 dicembre scorso. Nella giornata di oggi il corpo senza vita dell'uomo è stato rinvenuto nel canale Brentella, circa 600 metri a valle del ponte nel comune di Pederobba, dove era stata trovata la sua bicicletta. L'anziano è morto annegato, si esclude la responsabilità di terzi. Il cordoglio è arrivato dal sindaco Marianella Tormena, era suo vicino di casa, un incidente e non un gesto estremo. E torniamo alla vicenda di Elena, la ricorderete, la studentessa di Castelfranco, malata di tumore, aveva chiesto di poter assistere alle lezioni attraverso lo strumento della DAD che le era stato negato. Dopo la mobilitazione dei compagni la richiesta è stata accolta. Oggi la comunicazione ufficiale alla famiglia: la scuola è il mio pezzo di cielo dentro una stanza buia, è quello che ha detto Elena. Lei ha sempre detto che la scuola è il suo pezzo di cielo dentro in una stanza buia, quindi per lei è veramente si sente proprio sollevata a ricevere una notizia così importante. Da oggi Elena ha il cuore un po' più leggero e potrà concentrarsi nella sua battaglia contro il tumore. L'Istituto Sartor di Castelfranco ha finalmente sciolto ogni riserva e con una lettera ha informato la famiglia che da martedì prossimo la 17enne potrà seguire le lezioni a distanza. La comunicazione è stata firmata dalla preside Antonella Alban, che in mattinata ha incontrato anche i rappresentanti delle varie classi. Proprio la mobilitazione dei ragazzi accanto alla forza dei genitori di Elena ha fatto la differenza in questa vicenda. È stato veramente un gran sollievo per noi. Ringrazio tantissimo la dirigente che si è operata a trovare una soluzione tecnica e ringrazio tutto il collegio docenti e soprattutto i compagni di classe che si sono adoperati nella mobilitazione di martedì e abbiamo ottenuto un ottimo risultato. In questo momento le emozioni sono molte. Papà Matteo ringrazia anche il presidente della regione Luca Zaia, che ha inviato una lettera a Elena definendola un esempio che ha suscitato nei suoi compagni spirito di comunità. La 17enne potrà seguire le lezioni sia da casa che dall'ospedale. La vittoria di Elena è una vittoria di tutti, soprattutto di chi si trova a vivere un momento di difficoltà dove ogni energia è preziosa. È importante però che sia la normalità ottenere tale risultato, perché non si può misurare la sofferenza, ma se uno ha bisogno di avere il contatto
sia umano che anche scolastico, perché non darglielo? Quello è lo scopo di tutta questa nostra, tutto questo nostro manifestare. C'è una buona parte del comune di Farra di Soligo che è al buio da circa 3/4 d'ora. L'avviso è arrivato dal sindaco Perencin, un guasto alla media tensione, questa è la causa, è stato sentito già Enel, i tecnici stanno intervenendo, riferisce il sindaco, che invita i propri cittadini a contattare personalmente Enel per segnalare quali altre zone del comune sono rimaste al buio in questo momento. Andiamo avanti, andiamo sul Montello dove sono stati trovati diversi cerbiatti sbranati. Si fa strada l'ipotesi del lupo, faremo tutti gli approfondimenti del caso, ma c'è anche un'altra ipotesi, quella dei cani randagi. Abbiamo sentito la sindaca. L'ipotesi, ma solo un'ipotesi, è quella di un lupo. Certo, la scena che si è trovata davanti una nostra telespettatrice racconta di un cerbiatto sbranato sul ciglio della strada. Così lo ha trovato la presa nona in via Giuseppe Mancino a Santi Angeli, a 1 chilometro dalla panoramica nel cuore del Montello. Non è la prima volta che capita, ma parlare di lupo potrebbe essere prematuro. Si è pensato più volte a questa eventualità. Finora è sempre risultata la presenza di cani molto simili ai lupi, per cui i cani che proprio strutturalmente sono simili ai lupi, che poi in genere di notte, essendo liberi di muoversi, perché nel Montello un po' è così, si raggruppano e talvolta aggrediscono la selvaggina. Insomma, cani liberi con possibili responsabilità dei proprietari. La stessa Tormena però vuole vederci chiaro, si tratta pur sempre di una questione di sicurezza. Facciamo degli approfondimenti, c'è comunque un gruppo di studio sui lupi, chiederemo eventualmente la forestale se ha informazioni. Ovviamente l'obiettivo è la salvaguardia delle persone. Secondo me servono fare le stesse verifiche anche se invece di essere lupo è cane, cioè è uguale. Bisogna tutelare la sicurezza e la tranquillità comunque. Ci fermiamo per pochi secondi di pubblicità, tra poco. Ben ritrovati in diretta con il telegiornale di Treviso. Si è spenta la casa di riposo, città di Roncade, all'età di 104 anni. Santa Cagnato, la cittadina più anziana proprio di Roncade, aveva compiuto gli anni lo scorso 26 di maggio, data a cui si riferiscono le immagini che state vedendo. Donna di grande fede, orgoglio e tenacia, nonna Santa lascia i figli Alfonso, Anna Maria e Marisa Rigato. Grande cordoglio per la sua scomparsa hanno espresso Simonetta Rubinato, presidente della Fondazione Città di Roncade, e la sindaca Pieranna Zottarelli. L'ultimo saluto domani mattina alle 9:30 nella chiesa parrocchiale di Biancade. Invece presso la sede del SUEM di Pieve del Grappa è già arrivata la Befana, ha portato in dono attrezzatura elettromedicale necessaria per il servizio. A donare è stato un gruppo spontaneo di giovani che si chiama proprio Gruppo Befana, che festeggia ogni anno il 5 di gennaio per poi arrivare fino alla festa di San Paolo, gruppo nato circa 20 anni fa. Già in passato ha collaborato con Pedemontana Emergenza fornendo altro materiale. Questa volta i fondi raccolti sono serviti ad acquistare un monitor multiparametrico e un aspiratore portatile. A loro va il mio ringraziamento, unito a quello dello staff, del direttore sanitario dottor Aurelio Tommasi, del presidente di Pedemontana, a nome di tutti i volontari ogni giorno impegnati non solo nel compito di aiutare lo staff medico e infermieristico nei soccorsi, ma anche nel reperire i fondi per il servizio. Siamo alla cultura, è stata inaugurata ieri sera nella splendida cornice della trevigiana Carobegan la mostra dell'artista svizzero Simone Berger, in esposizione le bellezze del Canova e del Botticelli che emergono dalla distruzione del vetro. Può la bellezza emergere dalla distruzione? Che significato assume il singolo colpo di martello sulla superficie anonima di un vetro? Ma soprattutto, si può interpretare il classicismo con gli strumenti della modernità? A queste domande rispondono le opere di Simone Berger, esposte nella mostra allestita a Carobegan. Da dove nasce questa sua tecnica? Technique is with the hammer. La tecnica è molto semplice, uso il martello per destrutturare il vetro. L'idea è altrettanto semplice, dalla distruzione mirata faccio emergere una nuova bellezza. È
Ed è l'elemento vetro che attraverso le trasparenze crea quell'effetto di tridimensionalità che avvicina queste lastre colpite da Berger al marmo scalpellato del Canova per far emergere le tre grazie, o far rivivere nei colpi assestati alle superfici indefinite le pennellate del Botticelli che hanno dato forma alla Venere. Una tecnica al limite della nevrosi, ha sottolineato il critico d'arte Pasquale Lettieri all'inaugurazione della mostra. Un talento, quello di Berger, che secondo Lettieri coniuga in ogni singola martellata sul vetro il passato, il presente e il futuro non solo di questa arte, ma anche della città che la ospita. Qui abbiamo il passato perché siamo nella patria di Canova, siamo nel presente perché si sta cominciando a rendere la città di Treviso una città aperta a quei linguaggi che la rendono una città in linea con le grandi capitali europee, e soprattutto ci troviamo nel futuro perché l'arte proposta da Simon Berger è un'arte che affonda le proprie radici e si basa su quella che è stata la modernità, ma è un'arte che vive in funzione di un orizzonte mobile, cioè un'arte senza fine, dove tutto può accadere, e spesso, come si vede, le sue opere appaiono come delle vere e proprie epifanie. Siamo a San Biagio di Callalta, concerto di Natale domani sera presso la chiesa Arcipretale. Ad esibirsi la Schola Cantorum di Vedelago, accompagnata dall'Orchestra Filarmonia Veneta, diretta dal maestro Marcello Godi. L'ingresso è gratuito con inizio alle 20:30. Come sempre ogni venerdì andiamo a vedere insieme le previsioni del tempo per questo weekend. Si va instaurando un po' su tutte le nostre zone un campo di alte pressioni, un anticiclone intensissimo. Diamo solo il valore previsto intorno ai 1044-1045 millibar o hectopascal. Per dare bene l'idea, la media è intorno ai 1013-1014 millibar, quindi abbiamo veramente un'area di alte pressioni che costituisce costituirà un forte blocco al passaggio dei sistemi perturbati. Vedete, è evidente sulla carta l'alta pressione, il cui centro si sistemerà proprio su di noi, e le perturbazioni che scorrono ben a nord sull'Europa e scorreranno a nord probabilmente ancora per il resto di quest'anno. Quindi, presto detto, tempo stabile. Un vento moderato o qualche rinforzo garantirà per sabato e domenica inizialmente sì banchi di nebbia durante la notte e le prime ore del mattino, ma poi il sole avrà la meglio. Con il passare dei giorni però l'alta pressione impedirà l'afflusso di altra aria che potrebbe ripulire, e quindi l'aria si fermerà, stazionerà sempre di più e formerà la nebbia. Quindi ci aspetta la prossima settimana, una settimana, 10 giorni di tempo nebbioso. Fenomeni di piovosità non ce ne saranno. I venti, abbiamo detto, le temperature gelate notturne, -1, -2, le massime dai 5-6 agli 8 gradi. Ecco, forse non arriveremo nemmeno agli 8 gradi nella prossima settimana. L'alto Adriatico per ora è previsto mosso, molto mosso, ma il moto ondoso in diminuzione, quindi si prospetta la prossima settimana alto Adriatico poco mosso. È tutto. Siamo alle notizie che arrivano da Belluno e provincia. Partiamo dal caso ACC, licenziamento collettivo in atto. In questi giorni ha posto all'attenzione dei sindacati la storia di 10-12 lavoratrici che hanno maturato i requisiti per la pensione anticipata, ma non possono accedervi perché l'azienda, che pure è in crisi da 20 anni, tecnicamente si trova classificata in monitoraggio. Arriva così l'appello di FIOM, FIM e WILM. Chi ha rassicurato i lavoratori ora si deve attivare. Le modifiche attuate dal governo Meloni all'accesso anticipato alla pensione per le lavoratrici dipendenti autonome pesano come una scure sul futuro di una decina di operaie dell'ACC. Pur avendo maturato 35 anni di contributi e 61 anni di età, non possono accedervi perché l'azienda non è in crisi ma in monitoraggio e non hanno a carico un figlio disabile. Storie di ordinaria follia alla vigilia di Natale in Valbelluna. Lo sottolineano i segretari di FIOM, FIM e WILM che lo scorso 30 novembre hanno sottoscritto l'accordo con la ACC in amministrazione straordinaria. Questo è veramente assurdo. Noi chiediamo
speriamo veramente che qualcuno si attivi. L'unico parlamentare che abbiamo in provincia, il senatore De Carlo, dovrebbe assolutamente attivarsi per sentire il Ministero del Lavoro e per cercare di far sì che sia emanata una circolare più estensiva, che senta il Ministero, il Mimit e il Ministero del Lavoro, che sentano l'INPS e dicano: guardate che per noi, che sia in crisi o che sia in monitoraggio, uguale è. Senza risposta al momento è rimasto l'interpello inoltrato dai sindacati più di un mese e mezzo fa al Ministero del Lavoro. Questo è anche abbastanza insultante rispetto al fatto che noi rappresentiamo dei cittadini e dei lavoratori, soprattutto queste cittadine e queste lavoratrici, le quali avrebbero come prospettiva quella di andare in pensione poi a 67 anni, quindi ulteriori 5 anni in una condizione particolarmente complicata. Sul fronte della verifica dell'accordo sottoscritto il 5 aprile di 2 anni fa da FIM e UILM per la cessione alla Sesta di Limana, le prospettive non sono tutte rose e fiori. Abbiamo ancora un pacchetto di operai, mettiamolo così, di dipendenti che avrebbero intenzione di andare in SEST, ma SEST non ci sta rispondendo in maniera positiva. Lunedì abbiamo un incontro, ci diranno le loro ragioni, diranno cosa stanno pensando, ma nel frattempo noi una risposta ai dipendenti che vorrebbero entrare in SEST bisogna anche darla. Chiediamo a chi ha rassicurato i dipendenti di ACC, istituzioni regionali, nazionali e provinciali, a Confindustria Belluno Dolomiti, che si attivino per superare l'impasse, affermano i sindacati. Ad oggi dei 150 lavoratori previsti nell'accordo ne sono stati assunti 114, 32 hanno rinunciato perché hanno trovato occupazione più favorevole. Al tavolo regionale convocato per lunedì prossimo a Venezia anche il caso di 4 lavoratrici giudicate inabili dal medico del lavoro di Sest. Sono 4 persone, di cui 2 totalmente inabili, 2 parzialmente inabili, dove dicono di non poterle collocare, dove noi ci sembra un po' strano dove un'azienda di 400 persone non riesca a ricollocare 2 persone. Se così dovesse essere, in ogni caso noi chiederemo almeno che vengano sostituite, dal momento che non è una loro rinuncia, ma si tratta che è l'azienda che non le assume, quindi chiederemo uno scorrimento, diciamo, di ulteriori 4 persone. Potrebbe concludersi con un patteggiamento, 2 anni di reclusione e sospensione della pena, il processo a carico di Diego Feltrin, 42 anni, di Longarone, accusato di aver provocato la morte del figlio Nicolò il 28 luglio del 2022 per ingestione di hashish. Sarebbe questa la proposta sulla quale si prefigura un'intesa tra la Procura della Repubblica di Belluno e i difensori dell'uomo accusato di omicidio colposo come conseguenza di un altro reato. In base ad una ricostruzione verosimile, Feltrin avrebbe fatto ingierire al figlio del ragù con tracce di hashish allo scopo di cercare di addormentarlo. L'eventuale rito alternativo sarà stabilito nella prossima seduta dell'udienza preliminare, l'11 gennaio del 2024. La memoria del Vajont incontra il giornalismo. Domani mattina alle 10:30 nella sala consigliare del municipio di Longarone si svolgerà la cerimonia di premiazione della prima edizione del premio nazionale dedicato alla figura della giornalista bellunese Tina Merlin. L'attualità di Tina Merlin, con le sue inchieste, il suo impegno per il territorio, per il lavoro, il sindacato, l'ambiente, è stata motore e forza trainante del progetto cui il Sindacato Unitario dei Giornalisti Italiani, FNSI, ha dato corpo, promuovendo per la prima volta nella storia della federazione un proprio premio giornalistico nazionale. Ci siamo ispirati alla figura di Tina Merlin per quello che ha fatto e perché riteniamo che sia assolutamente centrale e attuale nelle nostre vicende odierne. Dov'è Tina Merlin oggi? Il titolo del progetto che intende perpetuare la memoria del Vajont, intrecciata alla storia del giornalismo d'inchiesta di cui Merlin fu pioniera sul campo, testimone con gli occhi del cuore. Domani mattina nella sala consigliare del municipio di Longarone la proclamazione dell'inchiesta vincitrice del premio. Nella cinquina finalista ci sono Sofia Centioni, Laura Fasani con Nuri Fatolà Zadeh, Marco Grasso, Andrea Lattanzi e Stefania Prandi. Il premio, spiega Monica Andolfatto, segretaria del Sindacato Giornalisti del Veneto, è un riconoscimento ai giornalisti di inchiesta che operano sui territori, impegnati sul fronte dei diritti e delle tutele del lavoro, della denuncia delle diseguaglianze, del rispetto dell'ambiente e della cura del vero, che è stato il modo di fare giornalismo di Tina Merlin sul caso Vajont, sottolinea il sindaco di Longarone Roberto Padrin. Il calendario del 60° del disastro del Vajont chiuderà con un appendice teatrale il 20 dicembre al Teatro Comunale di Belluno, dove è in programma un evento con Andrea Pennati.
Si è svolto a Belluno il convegno Piccole scuole, piccoli comuni, proposte per il futuro, organizzato dall'Università UAV di Venezia e da Indire, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, un tema che solo in Veneto riguarda 830 piccole scuole per un totale di 63.732 alunni. Presente l'assessora regionale all'istruzione Elena Donazzan, che ha messo l'accento sulla riforma che valorizza il ruolo delle regioni investite del potere di decidere come distribuire il patrimonio educativo e culturale che le scuole costituiscono sul territorio. Siamo a Feltre, Piazza Maggiore, la storia infinita dei lavori in corso dal Teatro della Sena, la prospiciente gru che ormai fa parte del paesaggio. Palazzetti Cingolani, ufficializzata la data per la consegna formale dei lavori inerenti il consolidamento e l'adeguamento sismico dell'immobile, il cui vero nome sarebbe Bovio da Romagno. Il prossimo 8 gennaio partirà infatti l'intervento sul complesso storico che si affaccia su Piazza Maggiore, una serie di migliorie che comportano un investimento complessivo di 1.100.000 euro. Al piano terra, come sapete, dove c'era il vecchio caffè teatro, c'è adesso l'ufficio turistico. Per creare il minimo disagio possibile abbiamo pensato intanto di utilizzare il piano terra del Palazzo Gazzi, che è stato appena restaurato, confidando anche che in questo spostamento poi rimetta anche in moto la questione della riapertura del bar e del ristorante in Piazza Maggiore. Ufficio turistico per necessità quindi trasferito a Palazzo Gazzi, anche perché in base al progetto Le Porte dell'Accoglienza è risultato assegnatario di un contributo di 25.000 euro e allo stesso modo verrà spostata anche la sede dell'ufficio commercio dell'Unione Montana Feltrina e il connesso sportello unico per le attività produttive che torneranno nei locali dell'Unione stessa. C'è stato un contributo regionale per rifare l'arredamento e riammodernare il tutto, che ha seguito l'assessore Zatta al turismo, però è l'occasione anche questo, completati i lavori per dare un immobile completamente restaurato. Resteranno nel Museo Civico di Belluno i 2 dipinti di Sebastiano Ricci, rappresentanti Alessandro e Diogene e la morte di Seneca, affidati al Fulcis nel 2018 da un privato, il cui valore ammonta quasi a 100.000 euro. Nei giorni scorsi è infatti stato rinnovato per altri 5 anni il comodato scaduto lo scorso di ottobre. I 2 dipinti in forma ovale eseguiti su tela sono esposti al terzo piano accanto alle grandi tele dello stesso autore che decoravano il camerino di Ercole di Palazzo Fulcis. Ricordiamo ancora in chiusura la rubrica Il tuo presepe con il numero per inviarci i video delle vostre natività, ovviamente su WhatsApp, il numero è 351 17 55 340, attendiamo video in orizzontale e nome e cognome e ovviamente il comune nel quale è stata allestita la natività. E per la rubrica Il tuo presepe, questa sera vi mostriamo le creazioni della famiglia di Enrico Cendrona, Volpago del Montello, della famiglia Segatto. Siamo a Sarmede, il presepe artistico in movimento della chiesa parrocchiale di Colle Umberto e la natività di Roberto Martin a Treviso. È tutto, grazie.
Società Agricola Torresana. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini. Bentrovati al meteo. Venti freddi sull'Italia, ma la pressione è in deciso aumento. Sarà un weekend di bel tempo. Il dettaglio di sabato 16 dicembre. Sul Veneto condizioni di stabilità con cielo in prevalenza sereno, iniziali foschie e nebbie in pianura, specie sulle zone interne e anche in qualche fondovalle, ma in progressivo dissolvimento. Temperature in lieve calo, minime tra -2 e 1 grado, massime tra 5 e 7 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso ampio soleggiamento, il cielo sarà sereno. Al mattino avremo locali nubi basse. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sui 7-10 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il cielo sarà sereno o al massimo velato con ottima visibilità. Temperature minime tra -3 e 2 gradi, massime sugli 8 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Società Agricola Torresana. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini.